La famiglia colpita è quella di mio padre, Virilli Arturo, artigliere del gruppo Conegliano. Lui era di Gemona e faceva militare a Gemona. Quella sera era a casa e aveva fretta di tornare in caserma. Era a cena dai suoi e aveva fretta di andare a bere un caffè con un amico e poi tornare in caserma. E mio nonno gli disse: cos'è tanta fretta? Hai paura che ti cada il soffitto, il tetto, il cuvierte in friulano sulla testa? Ed è una frase che non si dimenticherà mai. Lui si salvò perché era appunto al bar e fra una scossa e l'altra rientrò a prendere il cappello. Poi quando tornò verso casa vide che la casa purtroppo era completamente crollata. Sono morti tantissimi in quel condominio e tra questi i miei nonni, i suoi genitori di 54 anni, mia zia, la sorella di 21 e il piccolino di 3 anni. È stata una serata tremenda, veder morire i propri compagni di camerata è stato un momento veramente tragico. Io stavo salendo sulla palazzina del gruppo Conegliano insieme a un amico, un commilitone, e proprio in quel momento è arrivata la prima scossa e io devo dire la verità, ho avuto paura e quindi sono uscito nel piazzale mentre il compagno è andato su e dopo pochi secondi ho visto la caserma aprire su tutti i lati ed è stato un momento tragico che ancora oggi soffro in maniera particolare. L'abbiamo sentito molto forte. Dopo me è rimasto qui mio cognato e dopo io sono stato qui dal martedì finché l'abbiamo trovato il giovedì poi siamo tornati tutti gli anni. Siamo mancati solo i 2 anni di Covid, se no siamo sempre venuti su tutti gli anni. Sì, bisogna essere presenti, non si può mancare di queste circostanze importantissime. È la vita della comunità. Io quella sera ero qua fuori dalla caserma, diciamo, al deposito carburanti, ero di guardia quella sera lì. Sono stato anche fortunato nel male. E la mattina il mio comandante mi ha fatto questo permesso per ritirare le chiavi, la boggetta delle chiavi per l'armeria, perché sono diventato armiere la mattina del 6 maggio e la sera è crollato giù tutto naturalmente. Quanto è rimasto sotto le macerie? Io sono rimasto circa un'oretta sotto la macerie con un altro gruppo di ragazzi che erano la maggior parte di Treviso, zona di Treviso. Mi trovavo a casa che ero influenzato, per fortuna avevo una bambina di 5 anni e una in arrivo e siamo riusciti a scendere, abitavamo di fronte alla stazione sopra la banca. I miei visi, ma sarà il mio anche di smentire, ma non si arriva. No, come muoversi io da me famiglia no, ma parenti sì. Nel 76 ero un ragazzo di 20 anni, dovevo entrare in servizio di leva, mi è stata rimandata e sono entrato il 9 di luglio e poi ho fatto tutta l'opera di soccorso fino al 30 aprile del 77, perciò l'ho visto tutto. È una cosa oggi ricordare, è giusto ricordare, perché si ricorda chi è venuto a mancare, tanti e tanti bambini,